Eccoci qua mister, un primo tempo equilibrato, un 1-1 che ci stava tutto, siamo stati bravi ad agguantare il pareggio perché insomma ci erano scappati in avanti e diventano sempre pericolose queste partite quando succede questo in casa. Poi nel secondo tempo è venuto fuori il Portogruaro che vogliamo, che ci si aspettava e così è stato. Penso che anche essere in panchina a vedere agire così la squadra sia grande soddisfazione. Sì, sono contentissimo, sono anche abbastanza provato perché sapevamo che la partita era durissima contro un'ottima squadra e lo ha dimostrato anche oggi. È chiaro che il primo tempo ci siamo un po' forse studiati a vicenda, non ci sono state grandissime occasioni da una parte e dall'altra, loro hanno trovato questo gol e noi siamo stati bravissimi a non perderci d'animo, a riorganizzarci, a trovare il pareggio prima della fine del primo tempo e poi nel secondo io credo che insomma, la partita è stata quasi a senso unico e abbiamo trovato due gol bellissimi. E abbiamo sfiorato anche il quarto. Abbiamo sfiorato il quarto, dietro ci siamo compattati, eravamo concentrati, attenti, quindi ragazzi fantastici perché non è facile subire e poi rimontare in questa maniera, quindi vuol dire che lo spessore dei ragazzi è tanto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro questa settimana, eravamo arrabbiati e quindi ci godiamo questa vittoria importante, poi da domani si inizia a pensare a un'altra battaglia. Sì, abbiamo Spinea, perciò secondo o terzo in classifica stando a prima di inizio gara. Una curiosità, hanno segnato nel primo tempo i difensori, i due difensori delle rispettive squadre. Questo a dimostrazione che c'era volontà da entrambe le parti di vincere, si attaccava con tutto quello che si poteva, insomma, con le forze in campo, perciò una soddisfazione doppia. Poi come si diceva prima è venuto fuori il Portogruaro. Però si è visto come Audelson, insomma, una squadra che voleva vincere. Sì, questo ci fa ancora più contenti. Io sono felicissimo di questo tipo di atteggiamento perché lavoro per creare questo tipo di mentalità, per crederci sempre e quindi la sensazione è stata quella, direi anche dal punto di vista atletico. La squadra è venuta fuori bene, quindi vuol dire che il lavoro paga, la squadra era brillante e venire fuori nel secondo tempo dà per un allenatore ancora più soddisfazione. Allora chiudiamo con una battuta come abbiamo fatto l'altra volta, solo che questa volta è stato lei a guardare il suo collega uscire dal campo. Sì, questa volta Vi siete dati la mano. sono stato più lucido io, devo lavorarci, lo so, te l'avevo detto, che è uno degli aspetti sul quale devo assolutamente lavorare perché la squadra non va lasciata da sola mai, l'ho giocata insieme a loro e quindi sono contento anche per essere stato lì con loro a godermelo. Bene, possiamo chiudere qua, domenica a Spinea aspettiamo tutti quanti, grazie mister. Grazie mille a voi.